No, I'm not a writer. E vabbè, forse ho sbagliato a pettinarmi così, è una pettinatura un po' ambigua. È che volevo provare, no? Perché dico così? Cosa è successo? Porca troia, tutte a me capita, è incredibile. Insomma, ero là qua per strada e uno mi passa con la macchina, un ragazzo giovane, mi fa così, e continuava a far così, prova a fermarsi, eccetera. Ho detto, boh, sarà un fan, no? Sarà YouTube. Porca puttana, allora a un certo punto mi fermo, lui si ferma là davanti, vedo che non arriva, ho detto, boh, vabbè, intanto faccio sulla cicca, vado a vedere chi è, magari è uno che anche che conosco, che non mi ricordo, e vado là e gli faccio, ma scusa, ma non mi pare di conoscerti. No, ma forse che era là che si remenava il ciccio, non ho parole. Porca troia, ma è una gioia. Memo, 2 punti, cambiare subito pettinatura appena arrivati. Pronti per il concerto. Ara look, ara, braghe zingane, e ci siamo, e via. I 5 minuti di zingani. Ho fatto tempo a lavare i piatti, e lavarmi i denti e pettinarmi, soprattutto pettinarmi. Spero di aver cambiato pettinatura nel modo giusto, se no so cazzi dopo. Tutti i sensi. Bello. Partiti. Un altro. Bombino. Ciao zingani. Ciao. Dovevi vedere il bombino ieri sera. Lo Jeremy, sì, in cosa. Guarda che bello. Sì, che vedi a perdersi ogni volta, guarda che bello. Non siamo in camper. Sì, perché i zingani, purtroppo, qualcuno gli ha pinzato il camper, il culo dietro, no? Sì. Sì, nulla di sessuale, proprio gli hanno bucato il culo dietro con un furgone, qualcosa. E adesso sono un po' depressi, ma secondo me è un furgone, quelli col cassone. Ma no. Ah, comunque stiamo andando a Brutstock e a vedere il concerto, dicevo prima. Adesso forse pinciamo il boccia qua in bici, quindi spengo, così non abbiamo prove. Siamo sull'anda da figo oggi. Volkswagen. Hai sta cuscino? Sì. Quello che suono io con la chitarra. Cosa? Lei è puttana che arriva. Quello che suono io. Non ti ricordi più? Questo è il vostro? Migliore chitarrista, premio Jimi Hendrix. Era qua sul palco venerdì sera. Sono venuto a sentire la musica stasera. Lui è venuto qua come spettatore questa sera. Grazie. Questo grazie. signore è umile, ma a vederlo suonare, ragazzi, fa paura.
l'abbiamo qui. Facciamogli un grosso applauso! Grazie mille. Grazie Tono. Grazie infinite. Grazie. Siate tutti uno attaccato all'altro qua Sì. sotto il palco a far sentire la vostra energia perché ne hanno bisogno. Poi dicono che gli italiani sono freddi, dobbiamo farli soprattutto. Sì, sì, assolutamente, Quindi assolutamente. non dobbiamo smentire questa cosa, anzi. Un No, grosso no, 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 applauso. dobbiamo fargli sentire tutta la nostra energia. Bene Erika, allora, Lasciamo il tempo per il cambio Ok. palco e dopo li annunciamo come si deve. ok, ciao, a dopo! A fra poco! And it's 5, 6, 7, open up pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we all gonna die. Merda, sta piovendo. Cioè, la roba strana è che i Canedit sono un gruppo che ha suonato a Woodstock, no? E quindi è uno dei gruppi insomma un po' storici, no? Molto famosi a livello mondiale. E non c'è nessuno, guarda che roba. Vabbè, fra un po' inizia, dai.